In questa puntata Brunei, sultani, oro e palafitte. A caccia delle scimmie con la proboscide. La curiosità, navi giganti a Venezia, gilet gialli a Parigi e libri sui tubi. Stavolta andremo a vedere le ricchezze del sultano del Brunei. Si scrive Brunei, ma si legge Brunei, così abbiamo preso sul posto. Quando si arriva a Bandar Seri Begawan, la capitale del sultanato del Brunei, vi sembrerà di essere atterrati in un altro mondo. Nella parte turistica, ufficiale, vi parrà di essere giunti in un regno da 1001 notte. Il Brunei è in Indonesia, più precisamente in Malesia. Tutto parla del sovrano, il sultano Hassan al-Bolkiah, e della sua famiglia effigiata ovunque. L'Hotel Empire è la sfarzosa residenza che viene riservata ai capi di Stato, agli ospiti di riguardo e a chi se lo può permettere. Si tratta di un albergo situato in mezzo ai campi di golf, alle spiagge, alle piscine, tutte zone visitabili con le auto elettriche. Il corpo centrale dell'hotel è una magnificenza. L'ampia costruzione è arricchita da orchidee in mostra negli ampi saloni, tempestati di marmi e decorati da artisti dalla fantasia debordante. Le scalinate con corrimano placcati in oro e da 370 gemme di occhi di tigre rendono l'atmosfera sfarzosa, mentre imponenti colonne danno un tono decisamente solenne a un ambiente frequentato da personaggi autorevoli. Le piscine, ai cui bordi sono presenti bar forniti di tutto, sono state realizzate da architetti dalle notevoli capacità ideative. L'Empire Hotel and Country Club è situato sulla spiaggia del Mar Cinese meridionale e al largo è possibile vedere in lontananza qualche fiammella degli impianti petroliferi. La ricchezza del Brunei è ovviamente dovuta all'abbondanza delle risorse del sottosuolo. Il sultano Hassan al-Bolkiah era considerato qualche anno fa l'uomo più ricco del mondo, ma adesso è soltanto uno dei 30 più danarosi uomini della terra, che viaggia su jet privati con bagni decorati con accessori d'oro, colleziona automobili sportive e vive in un palazzo di 8.000 camere, ma noi non le abbiamo contate. Ovviamente ben diverse sono le condizioni di vita dei suoi sudditi sulle palafitte del lungo fiume Jalan MacArthur, chilometri e chilometri di case sull'acqua dove vive gran parte della popolazione. Ci si può addentrare in barca fra le baracche e si può anche visitare qualche casa su indicazione delle guide.
Ovviamente si tratta di abitazioni molto ben arredate, dove ai turisti viene anche offerto un caffè o un tè, ma per quelle da mostrare ai visitatori la scelta è molto accurata, come si può ben capire. Oh, Orang Johor ya? Oh, ini di mana lah? Oh. Nyaman kan? Il resto dell'ambiente è di tenore ben diverso. A giudicare dalla spazzatura facilmente avvistabile sul fiume, le condizioni di vita degli abitanti delle palafitte non sembrano delle migliori. Teacher. Yeah, I'm a teacher in Europe. Il sovrano tuttavia aiuta i suoi sudditi per quanto concerne l'istruzione e la vita di tutti i giorni. Dicono che Hassanal Bolkiah sia molto amato e molto spesso le sue apparizioni in TV vengono seguite dalla popolazione. Non solo ricchezze e palazzi nel Brunei, ma anche foreste ed animali esotici. Vediamo. Le foreste del sultanato sono piene di vegetazione e di animali. Una delle attrazioni del Brunei e del Borneo più in generale è quella delle scimmie con la proboscide. Siamo andati lungo il fiume Brunei e le foreste circostanti. Abbiamo attraversato villaggi abitati da persone che vivono sulle rive del corso d'acqua. Ci siamo appostati vicino alle zone suggerite dalle guide, ma le scimmie con la proboscide le abbiamo viste da lontano, sugli alberi che saltavano da un ramo all'altro. Non c'è rimasto così che conoscerle in fotografia, per averne un'idea approssimativa. Un po' come il sultano Hassanal Bolkiah, che è effigiato ovunque, ma è difficile da incontrare personalmente, almeno per noi. Se siamo andati via a mani vuote dal Brunei, gli occhi invece sono rimasti pieni delle ricchezze e delle bellezze viste. Questa volta, per la curiosità, siamo andati a Venezia, a Parigi, e abbiamo visto un libro un po' particolare. Molte cose curiose abbiamo visto in giro per il mondo nel 2019, alcune gradevoli, altre meno. Ne mostreremo 3. A Venezia, acqua alta a parte, abbiamo ripreso le enormi navi passare per il canale della Giudecca, fotografate con curiosità e preoccupazione dai turisti. A Parigi abbiamo visto i gilets jaunes mettere a ferro e fuoco la città diverse volte. I negozianti hanno protetto le loro vetrine con delle paratie per evitare saccheggi e danni. Era un continuo montare e smontare le protezioni al centro della città. Infine un libro originale e insolito, scritto da Claudio Bolzani, che parla solo di tubi. L'autore è andato in giro a fotografarne di tutti i tipi. 99 pezzi da collezione di varia forma e colore. Tubi diritti, piegati. Chi se lo sarebbe mai aspettato? Secondo i viaggiatori, tra le 10 attrazioni più popolari al mondo ce ne sono 3 italiane, o quasi. Il Colosseo di Roma, Piazza San Marco a Venezia,
e il Vaticano con i suoi musei. Il Colosseo, per il secondo anno consecutivo, è stata l'attrazione più visitata. Al secondo posto il Museo del Louvre a Parigi, al terzo la Città del Vaticano. Seguono New York con la Statua della Libertà, la Tour Eiffel, simbolo della capitale francese, la Sagrada Famiglia di Barcellona e il quartiere francese di New Orleans negli Stati Uniti. La casa di Anna Frank ad Amsterdam, la Willis Tower di Chicago e la piazza San Marco di Venezia seguono a ruota. Su TripAdvisor si possono trovare i consigli per conoscere più a fondo gli angoli del mondo più visitati. Lunedì vedremo approfondimenti sul sultanato del Brunei. Per adesso vi saluto, arrivederci.